La Rete per la difesa del territorio franconistico ha organizzato per oggi un corteo in difesa della salute dei cittadini e contro l'inquinamento che il territorio crotonese ha subito negli ultimi anni. La Rete chiede il blocco del meccanismo con cui in Calabria si controllano soldi e territori, soprattutto il commissariamento dei rifiuti, chiedendo le dimissioni dell'attuale commissario Melandri. Un corteo partecipato che è partito dall'ex zona industriale passando dal liceo scientifico, dove si sono congiunti gli studenti per approdare in Piazza della Resistenza, di fronte al municipio cittadino, dove la manifestazione si è conclusa con un dibattito. L'aeroporto internazionale di Lamezia Terme ha raggiunto nei primi del mese di novembre 2011 l'importante traguardo dei 2 milioni di passeggeri. L'importante meta è stata festeggiata oggi con una cerimonia all'interno dell'aeroporto con l'apertura di un nuovo terminal, che servirà da passaggio tra lo stato attuale e la nuova aerostazione passeggeri già finanziata nel primo lotto con fondi europei. Per l'occasione il maestro orafo crotonese Gerardo Sacco ha realizzato un prezioso oggetto commemorativo consegnato al presidente della SACAL Vincenzo Speziali. Il maestro Ennio Morricone è diventato cittadino onorario della città di Catanzaro. Ad ufficializzarlo un consiglio comunale speciale convocato appositamente dal presidente Ivan Cardamone. Il maestro emozionato ha dichiarato: una giornata indimenticabile, non so se merito tanto. Dopo la premiazione il maestro si è esibito al Politeama in un concerto emozionante nel quale sono state proposte le più belle colonne sonore del cinema. Una serata speciale per il maestro che ha anche compiuto 83 anni. Ieri sono giunti a Crotone i rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dell'AISM. Una visita importante e molto gradita, accolti allo stadio Scida dal presidente dell'FC Crotone Gualtieri, dall'amministratore delegato Martucci, dal tecnico Menichini e dai calciatori. Subito dopo l'incontro tutti in posa per la foto di gruppo con le nuove maglie, che il patron Gianni Vrenna ha fatto realizzare con il logo AISM per sancire il legame fra l'associazione e la società rossoblù.